Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi 3 agosto, mercoledì. Dal cantiere Vittoria di Adria è uscito il primo pattugliatore d'altura Green in dotazione alla Guardia di Finanza, identificato come P04 Osum, partirà il 4 agosto da Porto Levante per attraccare i maggiori porti dove istruttori qualificati del cantiere svolgeranno il compito di training itinerante per uomini e donne in forze al corpo della Guardia di Finanza. Saranno 30 i porti turistici che toccherà in un tour di oltre 40 giorni del centro, sud Italia e isole maggiori per poi spostarsi sulle località tirreniche. In ogni località la nave ammiraglia della flotta della Guardia di Finanza potrà farsi conoscere da vicino. Una nave stupenda al cui varo Chioggia Azzurra aveva assistito personalmente il 19 ottobre scorso. Lungo oltre 60 metri, largo 9,5 metri, ha un pescaggio di 3,5 metri in grado di raggiungere una velocità massima superiore ai 26 nodi. Possiede una prua ad ascia in grado di garantire un'ottima tenuta al mare anche in condizioni meteo marine difficili, senza dover limitare la velocità. Ha propulsione diesel elettrica in alcune condizioni di navigazione, un mezzo a basse emissioni e a ridotto impatto ambientale. Ai 2 motori diesel principali di propulsione sono affiancati motori elettrici reversibili. A bordo l'imbarcazione può ospitare fino a 30 persone di equipaggio, a cui si potranno aggiungere ulteriori 8 per il personale Frontex. Continuano le Olimpiadi degli scacchi in India. Lorenzo Lodici, gran maestro di scacchi e studente di ingegneria meccanica, dopo una giornata di riposo ha disputato una combattutissima partita contro la squadra dell'Uruguay, assieme ai colleghi della squadra italiana Meyer e Francesco Sonis contro gli avversari Hoffman e Diaz Ollemaert. Anche il quarto componente della squadra italiana, Sabino Brunello, ha vinto brillantemente contro il suo avversario diretto Vasquez. Domani la battaglia sarà contro la squadra della Germania, avversari molto quotati. Tutte le squadre sono ancora in partita, si stanno ora delineando graduatorie e forze di ciascuna nazionale. Ogni turno giocano 4 scacchiere, 2 col bianco e 2 col nero, ed il capitano non giocatore decide chi tra i 5 giocatori a disposizione riposa, uno diverso per ogni turno. La Federazione Cooking Show ha premiato al merito professionale quella che il rappresentante ha definito un'eccellenza, Andrea Boscolo della pizzeria Antichi Sapori, un pizzaiolo che di premi ne ha vinti già un buon numero a dimostrazione del suo talento, premio conferito e firmato anche dal sindaco Mauro Armelao. In questa occasione Boscolo è stato nominato maestro della pizza gourmet. Il sindaco si è complimentato col nostro concittadino per i premi che gli sono stati conferiti, anche in quanto una professionalità simile non può che fare onore alla nostra città. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591.
Durante l'arrivo dell'onorevole Matteo Salvini c'è stato un incontro con le categorie economiche della città, inclusi i balneari. Questi hanno posto all'attenzione dell'onorevole alcuni problemi sentiti, quali l'erosione delle spiagge, il rinnovo delle concessioni, gli sgravi fiscali per le assunzioni stagionali. Intervenuti i rappresentanti di Gebis, Cisa Camping e Ascot. Il fenomeno dell'erosione si mangia non solo la spiaggia, hanno affermato, ma anche il reddito dei balneari. Il canone viene versato allo Stato, ma le funzioni amministrative le svolge il Comune, quindi sarebbe auspicabile che ai Comuni venga confluita parte del canone demaniale al fine di valorizzare la costa. È stata richiesta attenzione anche sulle agevolazioni e sgravi contributivi per chi assume personale stagionale, soprattutto in cui vengano svolti a suo favore corsi per migliorare l'appetibilità dei servizi offerti. Tema scottante la Bolkestein, per la quale si demanda al prossimo governo. Semplicemente anche un banale copia e incolla dal precedente, perché se noi guardiamo tra l'altro la tabella delle opere pubbliche, le opere pubbliche in corso di realizzazione, parcheggio scambiatore Isola dell'Unione, stato di avanzamento 90%. A me sembra che sia finito, funzionante, che tutti quanti utilizzano. Questo è un rimasuglio, un refuso dell'altro DUP, quindi non è neanche stato letto, gli assessori di competenza se ne sono sbattuti e hanno messo dei valori lasciando dal precedente documento. Quindi anche altri interventi, ad esempio il nuovo impianto solare termico della scuola materna Borgo San Giovanni ancora l'80%. A me sembra che quelli... Durante il Consiglio Comunale avvenuto lo scorso 28 luglio, il consigliere comunale d'opposizione Daniele Stecco ha duramente criticato la presentazione del DUP, Documento Unico di Programmazione 2023-2025. Secondo il consigliere, il documento è stato presentato in maniera frettolosa, con errori e facendo uno spudorato copia e incolla dal piano di programmazione precedente. Purtroppo le sue critiche risultano nulle. Dopo una lettura approfondita del documento risulta che i dati riportati, al contrario di ciò che il consigliere afferma, sono aggiornati, in linea con le tempistiche dei lavori in programma e non copiati. Esposto ad hoc ogni singolo punto, leggendo in maniera parziale solo alcune delle righe che vengono riportate per rendere e restituire in maniera errata quello che invece è scritto in maniera molto chiara. A tono ha risposto la consigliera comunale di maggioranza Marcellina Segantin, che non ha accettato che venga travisato ciò che è contenuto nel documento, affermando che l'opposizione ha dato una parziale lettura ad alcune delle tante note presenti al suo interno.
Il Veneto è la regione del nord più colpita dal fenomeno del caporalato, seconda in Italia solo la Sicilia per numero di procedimenti giudiziari aperti. Non mancano progetti e strumenti per contrastare il fenomeno, afferma la consigliera regionale Erika Baldin, ma serve un maggiore coordinamento e si chiede perché non pensare a un protocollo regionale dedicato proprio al contrasto del caporalato. Questo a margine dell'interrogazione a risposta immediata a cui ha risposto l'assessore regionale al lavoro Donazzan e continua affermando che ci sono già progetti ma che necessitano di essere coordinati incrociando la lettura dei dati e coinvolgendo maggiormente comuni e ATS. Nel 2019 il Veneto ha sottoscritto un protocollo contro il caporalato in agricoltura. Perché non estenderlo ad altri settori, ha proposto Baldini in sede di replica alla risposta dell'assessore Donazzan. C'è poi l'urgenza di rafforzare i controlli, spesso tardivi e insufficienti. Servono più risorse per il contrasto al caporalato, al lavoro nero e alla criminalità organizzata, ha concluso la consigliera, promettendo di monitorare le scelte della Regione in sede di bilancio. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 3 agosto, è la San Marco in via Marco Polo a Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!